Quello che è importante è che c'è stato un atto amministrativo. Io ovviamente ribadisco la piena fiducia nella magistratura, chiaramente i miei avvocati si opporranno in tutte le sedi disponibili, quindi seguiremo il percorso possibile per poter dimostrare le nostre ragioni nelle sedi competenti, quindi questo faremo. Diverso il discorso politico, noi siamo una maggioranza legittimata che ha il dovere di governare per i sardi e questo continueremo a fare fino a quando non ci saranno atti definitivi. Questo lo voglio dire in maniera forte e chiara perché non voglio che i sardi pensino che questa vicenda ci possa distrarre. Abbiamo temi importanti che sono quelli della sanità, che sono quelli dei trasporti, che sono quelli della povertà, che sono quelli del lavoro e noi siamo stati eletti per questo, di questo ci dobbiamo occupare. Poi sui temi amministrativi ovviamente se ne occuperanno gli avvocati nelle sedi competenti e noi ovviamente ci atterremo a quelle che saranno le decisioni con assoluta e immutata serenità. La cosa che veramente mi ha fatto tantissimo piacere è respirare la solidarietà della mia maggioranza. C'erano tutti i capigruppo, ho ricevuto centinaia e centinaia di messaggi e devo dire che è il bello di aver ribadito ancora una volta quello che era lo slogan della nostra campagna elettorale, il momento del noi. Ecco, noi abbiamo dimostrato di essere noi anche oggi. Dal centrodestra alcuni attacchi li avrà letti. Ma io onestamente lascio il piccolo cabotaggio ad altri, noi ci occupiamo di governare.